Bella raga, ciao a tutti dal commentore veneziano. Allora, Fio, mi avete chiesto la seconda stagione e vediamo di portarla e vediamo un po' come va. Si è comprato la Williams, chiaramente siamo la Williams perché siamo riusciti nella passata stagione a vincere, a stare davanti a Felipe Massi, quindi ci siamo presi il posto di Pippo. Primo anno molto positivo in Toro Rosso, adesso vediamo anche le statistiche comendiane dello scorso anno e niente, l'obiettivo qua è cercare di fare ancora meglio e stare davanti almeno a una delle due Ferrari, perché vorrei andare in Ferrari, chiaramente. Vediamo anche come va la serie, se ancora piace, se ancora diverte, perché ho visto comunque che questa Formula 1 comunque alla fine le aspettative erano tantissime e è molto deluso. Vabbè, sono vado per la qualifica, speriamo di fare una buona qualifica al Albert Park di ragazzi, buona qualificazione, quinto posto, obiettivo della scuderia, dai, siamo partiti bene. E... Siamo sempre a livello esperto, uguale alle difficoltà della Toro Rosso, però siamo con la Williams, quindi sulla carta dobbiamo fare meglio, eh. Buono, buono, davanti anche a Bottas. Non male, dai, fiori. Andiamo. Vai, ragazzi. Chiaramente io ancora sto facendo dei settaggi con la webcam. Ancora non trovo il setup ideale. Veramente sto bestemmiando in turco. Però vai, Gran Premio d'Australia. Subito va lungo il veneziano. Con la nuova monoposto possiamo fare bene però, eh. Secondo anno, seconda stagione della carriera comendiana. Siamo in seconda posizione in una gara favorevole che l'altro anno non è andata bene, ma era anche la primissima assoluta. Qualcuno vuole lottare per qualcosa di importante. Sicuramente il mondiale è quasi impossibile, però ce la possiamo fare, secondo me. Il problema di questo gioco è che non ci sono i colpi di scena, i guasti, i danni, neanche la safety car. Cioè, è qua che il gioco perde. C'è poco da fare, purtroppo. Vabbè. Deve essere il Kumenda a portare la pazzia e lo scompiglio. Tanto siamo secondi e questo non è negativo. Vedi quanto non mi lagga più con la webcam, il gioco mi laggava non so quanto. Inspiegabile però, eh. Veramente inspiegabile. Rosberg è molto vicino però, eh. Nicolino è molto vicino. Però dai, Hamilton non se n'è ancora andato completamente. E questo è abbastanza positivo. Bene. Bravo porco. E curva tagliata, dai, l'ho preso al limite per carità, però. C'è di peggio. Dai, venezianone, dai. Tiraci fuori la prestazione della vita. Abbiamo finito ad Abu Dhabi, che spero con un incidente pauroso con Ricciardo, ci è andata molto bene. Ci è andata veramente di lusso. E il come gode. No, qua sbaglio completamente, non ho potuto prenderla in pieno se no era incidentone, fai. Però il come a caccia stiamo recuperando da Gigi. Stiamo un po' recuperando. Piano piano. Ok. Altro giro completato, mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. L'ho finito male il giro purtroppo. Però mi dà il fastest lap. Fastest lap come andiamo. E godo. Ma Gigione è sempre in testa al campione del mondo in carica. Il campione del mondo in carica rompe i maroni. Dai, come devi spingere? Si vede che è una Williams però, eh. Si vede, ragazzi. Il cume pompa. Ocio.
Dobbiamo fare una gara attenta e secondo me con questo ritmo possiamo arrivare tranquillamente a podio, anche a puntare, non dico la vittoria, però quasi. Però non devo sbagliare niente, fioi. Cosa che per il Kuma è un po' difficile. Occhio. Very good, Kuma, very good. No, sto giro è andato abbastanza di merda. Mi sta un po' salvando. Ma che fatica, fioi. Frena. Box, box, box. Solo il Kuma vai box, anticipa tutti il Kuma. Non ce la facevo più, fioi. Dai, veloci però. Bravi. Adesso devo tirare come un disperato. Vai. Ok, c'ho Stevens davanti. Non può essere un problema, Stevens. Io lo so, porco. Ma adesso devo sfruttare la bagarre. Vai, Kume. Adesso devi sfruttare il bagarotto. Vediamo se la strategia funziona. Ero secondo. Vediamo dove andiamo a finire. Abbiamo Stevens da superare tranquillamente. Facciamolo subito. Dai, Stevens fuori dei maroni. Ciao, Stevens. Ok. Adesso dobbiamo tirare bene. Con la miscela grassotta. La potevo anche frenare, ma porca troia. Scusate, fioi. Io lo perdono. C'è un po' la tensione, chiaramente. Io mi gioco il podio qua, eh. Qualcuno si gioca il podio. Hamilton è già ai box, chiaramente. Gigione ai box, non guadagni un cazzo. E adesso vediamo cosa succede. No! Per guardare i box ho fatto un erroraccio. Mamma mia, che brutto errore. Speriamo di non aver danneggiato la ruota, cazzo. Mamma mia, che panicata. Che panicata del Kuma, signori. Troppo lento, troppo lento. La miscela almeno, oddio. Sto rischiando qua, eh. Dai, comandone, dai. La potevo assolutamente abbassare il numero dei giri, perché sennò del motore, della benzina, perché sennò ce l'ho in culo, fioi. Scusate, sono molto concentrato, non posso assolutamente perdere il podio. Non voglio perdere il podio. Forse Rosberg ce la fa per me. Per me Rosberg ce la fa. E adesso vediamo. Ci giochiamo tutto adesso. Yes! Grandissimo Kuma. Il Kuma tiene. Dai ragazzi, 2 laps remaining, nell'inglese puro, voglio il secondo posto, ma le Ferrari sono sotto. Le Ferrari sono molto vicine. Rosberg probabilmente ha avuto qualche problema, è più dietro, è indietro. Tensione alta, voglio debuttare la Williams. Un secondo posto dopo l'ottima stagione scorsa in Toro Rosso. Che
che però non era cominciata così bene. Che brutto la Williams non ufficiale, però senza Martini Racing, cioè. Giro record di Rosberg, adesso ha fatto, madonna. Rosberg indietro. C'è anche uno a ritiro, quindi forse è stato coinvolto nell'incidente con quello stronzo che si è ritirato. Che non so chi è però. Hamilton se n'è andato, non c'è niente da fare. Gigi imbattibile. Per il momento Gigi imbattibile. Dai fioi. Non è che si inizia l'ultimo giro. Sono la Bottas e le due Ferrari sono vicine. No! Brutta sbandata, brutta sbandata. Le gomme come stanno? Male. Mamma mia che lotta. Le gomme stanno malissimo. E adesso final lap, non lo voglio neanche guardare il monitor. Tipico final lap. E arriva signori, yes, second place. Bravo Kuma. Grande prestazione, godo. Vai, adesso ci rimane del podio. Primo podio con la Williams per veneziano. Guarda che bello. Sembra Nainggolan. Bravo Kuma. Grande Kuma. E adesso Champagne! Grande prestazione della Williams di veneziano. Ok. Lewis. Buono fiori. Perfetto. Molto bene ragazzi, un saluto al commendatore veneziano. Prima gara stellare. Ciao!